Ben ritrovati cari telespettatori, come ogni mercoledì ci troviamo insieme all'Associazione di Consumatori per un progetto di informazione, di sensibilizzazione, far capire quanto certe iniziative siano importanti, quanto anche siano importanti le associazioni stesse per noi, per il nostro territorio, in quanto rappresentative veramente delle esigenze di tante persone, di tanti cittadini, più che consumatori, cittadini in generale. Le problematiche, tanto per cambiare, sono sempre parecchie, però in questo periodo purtroppo ci sono delle emergenze molto importanti. Se l'anno scorso parlavamo di emergenza sanitaria, quest'anno parliamo, speriamo che non ci sia anche quella sanitaria, però parliamo di emergenze energetiche, emergenze economiche, perché poi quando ci troviamo davanti a delle impennate già preannunciate, ne parlerà meglio il nostro esperto che adesso vi presento, di valori, di costi, di bollette, gas, luce, ma anche poi l'acqua stessa, quindi l'energia elettrica, beni di primaria, indispensabile importanza, le cose cambiano radicalmente. È una preallerta, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso nello stesso periodo, attenzione, attenzione, non era un al lupo, gli aumenti sono arrivati, altri ulteriori aumenti. Questa è la volta di ADOC, Associazione di Consumatori, Sergio Taurino, presidente regionale, ben ritrovato qui con noi in nostra compagnia. Questo progetto di sensibilizzazione è realizzato nell'ambito del programma della Regione del Veneto con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, decreto ministeriale 10 dell'8 del 2020, quindi è un progetto di caratura nazionale importantissimo. Energia, cosa sta succedendo ancora che già non era successo? Allora, intanto buongiorno a tutti, anche per me, come dire, mi si prospetta una settimana un po' triste, aspettando il 1° ottobre. In macchina, venendo qui in macchina, ci sarà praticamente l'ufficializzazione degli aumenti di energia, della luce elettrica e del gas. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando non di aumenti, stiamo parlando di raddoppio rispetto al trimestre precedente. Stiamo parlando di raddoppio, quasi di raddoppio, ma parliamo dal 60 al 70% di aumento, 70 per l'energia elettrica e 60 per il gas, che significa per una bolletta che magari costava 100 euro, adesso costerà 160, 170 euro. Con una spesa media, poi dopo alle televisioni, alle radio senti tutte le associazioni dei consumatori che dicono spenderanno 5.000 euro a famiglia, 2.500, 3.000, 4.000, 2.000, 7.000. A me interessa che stiamo parlando dei 1.000, non quanto e non per quale motivo. Vediamo di capire perché c'è stato l'aumento. Primo, perché bisogna capire qual è la ratio per cui adesso compagnie, e ce ne sono di venditori, voi sapete, l'abbiamo già detto in altre occasioni, probabilmente anche i miei colleghi l'hanno detto, ci sono centinaia di venditori di energia elettrica e di gas. All'inizio, a maggio nel primo aumento e a luglio nel secondo aumento, hanno cercato di dare la spiegazione, discorso della ripresa economica dell'inflazione, della grande inflazione, poi dopo la guerra hanno messo in mezzo le crisi del governo, adesso poi dopo prima le elezioni, adesso spero che abbiamo finito una volta per tutte, abbiamo fatto queste benedette elezioni. Ma alla fine poi dopo, no, 7 politici su 10 hanno detto una speculazione. Allora io voglio capire a questo punto, no, speculazione o non speculazione, qual è la ricaduta sui cittadini. Prima di cominciare la trasmissione tu stessa mi hai detto cittadini. Ecco. Togliamo consumatori, perché sennò consumatori sembra una cosa unidirezionale, no? Quelli che pappano, quelli che ingoiano sempre invece tutto. Sono tutti coinvolti. Ecco, cittadini, perché l'altro giorno siamo andati a votare, facciamo le nostre manifestazioni in piazza, eccetera, e quindi siamo cittadini a 360 gradi, quindi dovremmo essere protagonisti. Elena, è un anno che magari ci vediamo ogni tanto, e io dico sempre che il consumatore deve essere protagonista del suo destino. Non possiamo sempre farsi arrivare addosso gli tsunami, no? E non mettere anche delle barriere di protezione o cercare di sviluppare delle politiche. Qua stiamo parlando che non abbiamo una politica
in questi ultimi anni, ma non dico 10, anche 15, 20, così mettiamo in mezzo destra, sinistra, centro, sopra e sotto, no? Una politica energetica che doveva essere poi dopo la politica del rinnovabile, su cui poi dopo paghiamo una tassa sulla nostra fattura ancora. Adesso l'hanno bloccata per 6 mesi, ma dal 1° ottobre si ricomincia da capo con gli aumenti. Quindi, ecco, sì. Volevo arrivare al punto dire, bene, se siamo arrivati a questo punto e le nostre bollette della luce e del gas sono più che raddoppiate, abbiamo parlato anche del 300% sul gas partendo da maggio scorso, facciamo un calcolo e vediamo, no? Allora, sono in macchina e mi sento dire su una radio nazionale, mi dice, beh, gli aumenti saranno del 70% della luce e del 60% del gas, e là chiudono il discorso come se fosse tutto naturale, come se quando vado alle commissioni prezzi e mi dice l'aumento dello 0,25, ma uno dice per gli alimentari, per i trasporti eccetera. Qua stiamo parlando di una situazione in cui non c'è più una politica energetica, perché o siamo ancora troppo indietro perché è troppo tardi, oppure ci siamo giocato, come si dice, la nostra fish, ce la siamo giocata solo ed esclusivamente su una fonte energetica, una che poi dopo questa fonte energetica, guarda caso, e l'ho detto anche l'altra volta, e per gli spettatori che potranno anche telefonare o mandare messaggini anche un po' arrabbiati, ho sempre specificato che la luce elettrica per il 50% viene prodotta dalla combustione del metano. Per cui se io so che per fare, non so, la maionese ci vuole l'uovo e cos'altro, eccetera, devo capire che gli ingredienti sono quelli. Allora, il metano, il 50%. Questo spiega perché tutti i politici, da un mese a sta parte, da 3 mesi a sta parte, dicono bisogna disaccoppiare il costo dell'energia elettrica dal costo del gas. E mo lo dici. Le associazioni dei consumatori sono anni che vi stanno dicendo guardate che stiamo monitorando che le rinnovabili non stanno partendo, perché anche se c'è stato un forte incremento sulle rinnovabili, sufficienti. No, abbiamo scelto la politica dell'imbuto, ci siamo imbucati, e adesso vedrete le slide, perché ieri sera, per caso ti accennavo anche prima, mi sono andato a vedere un convegno che ho fatto nel 2011 dove parlavo di gas e di luce. Udite, udite, no, siamo andati a imbucarci proprio nell'imbuto per il gas metano, nell'imbuto Russia. Questo per far capire le politiche, ma quello della Russia costava meno, gas metano. Sì, ho capito. Ma era l'unico. Ma era l'unico, e se poi dopo questo qua me lo taglia? Avete visto stamattina? È successo cosa hanno? Un danno. Hanno fatto un danno, eccetera. Da 210 a 270 euro. Ma lì bisogna vedere appunto quanto di speculazione ci possa essere. Quanto questa è speculazione, ma adesso bisogna rimboccarsi le maniche e ricominciare a fare una politica energetica seria. Quindi le rinnovabili benissimo, vengano bene. Sudore, lacrime e sangue. Lo so che sarà una cosa, guarda, adesso mi cacci fuori anche tu dallo studio. Ma per poter fare una politica energetica seria non la puoi fare da stamattina, domani mattina ti sbasso la bolletta. Sa qual è l'unico sistema che usa? Bonus. Facciamo un bonus, va bene, adesso dateci il bonus oppure toglieteci la parte, diciamo, delle quote incomprimibili, che sono le quote fisse, trasporto, spesa, distribuzione, eccetera, eccetera. Ma se mi aumentate il 70%, cosa mi togli più? L'IVA l'avete scesa al 5%. Ammesso che togli l'IVA al 5%, che guadagno hanno le famiglie? Infatti, e questa è la cosa importante da dire, ma voi come associazione consumatori, più che dare suggerimenti, strategie, insistere, che per carità le abitudini contano, perché eravamo abituati, dico tutti, male. Nel senso che eravamo abituati che comunque l'energia c'era, si poteva consumare, utilizzare, era un po' come il discorso dell'acqua, finché quando si cessa di fare sensibilizzazione l'acqua ce n'è, poi ti accorgi invece che comunque è un bene preziosissimo e va centellinato, ma bisogna comunque continuare a dirlo, perché sennò le persone
abituati. Ma bisogna attrezzarsi prima, Elena. Ma io, guarda, io mi diverto a guardarci, la sera se torno a casa guardo le case, le case con le finestre aperte, e la cosa che ti colpisce è che è impossibile che in una casa ci sia una persona per stanza, però vedi che negli appartamenti, quelli d'angolo, tutte le luci sono accese. Quindi è un'abitudine quella di avere la casa tanto illuminata. Questo sembra una banalità, però a forza di insistere accendi la luce nella stanza dove entri, perché altrimenti, viva Dio, la bolletta comunque aumenta. Ma al di là di questo voi cercate, più che di dare consigli e suggerimenti, che continuerete a farlo, però non potete fare i miracoli, perché come dice l'esempio, noi miracoli non possiamo fare, di sollecitare decisioni urgenti, quindi di fare pressing nei confronti dei governi di turno perché vengano prese decisioni che non è il bonus della situazione, ma che possono in qualche modo alleviare. E infatti la prima slide che avevamo visto parla di orientarsi, e adesso ci spiegherà cosa vuol dire: scegliere, risparmiare e difendersi tra le varie offerte del mercato. E difendersi anche, questo è un altro aspetto molto importante, quindi avete un ruolo anche qui cardine. Orientarsi tra le offerte che vengono fatte dai vari operatori, ma sappiamo che più o meno quelle sono, c'è poco da fare, e quindi adesso cercheremo di capirci qualcosa in più. Andiamo all'altra slide, perché così il Presidente Taurino può spiegarci la filiera dell'energia elettrica un po' fin dall'inizio. Vediamo un po' che cosa rappresenta questo grafico, questi simboli, e che cosa è successo. Allora, è successo che adesso in questo grafico, da sinistra, partendo dalla vostra sinistra, andando fino a destra, alla vendita, ci sono 3 passaggi, 3 settori, no? Che definiscono i vari passaggi dal rifornimento, quindi l'approvvigionamento, quello che vedete sopra in alto a sinistra, dalla produzione, quindi l'importazione, al dispacciamento, che sarebbe a dire dove lo porto in quella centrale di dispacciamento. Poi c'è il trasporto sulla rete nazionale, e questa è Terna. Terna è la nostra società di energia, quella che porta, diciamo, l'alta tensione, cioè la corrente ad alte tensioni, e la distribuisce sul territorio. Poi dopo c'è un distributore, e quindi poi dopo ci sono i venditori finali, che sono o mercato libero o mercato tutela. Sono 3 anni che stiamo andando avanti col discorso mercato libero e mercato tutela, che significa che dal 2023 passeremo nel mercato libero. Però attenzione. Ogni anno allora, i venditori si sono decuplicati, che significa se erano 10 sono diventati 100. Dico in Veneto piuttosto che dire in Italia, che sono 600 rotti per qua. Questi sono i passaggi che fa l'energia elettrica per arrivare fino a me 3 kW. Parte dal centro di produzione, che può essere qualsiasi, bruciano il metano, lo trasformano in energia elettrica, Terna se lo prende tutto, lo ridistribuisce in alta tensione e poi dopo va in media e bassa tensione. I passaggi questi non possono essere, come si dice, scavalcati oppure sovrapposti uno all'altro, perché sono dei passaggi fissi. Lo stesso discorso vale per il gas metano, dove voi sapete adesso la polemica del rigassificatore, no, a Piombino piuttosto che dove il gas metano ci viene rifornito da nazioni estere, anche extraeuropee, per cui noi ci riforniamo quindi dalle nazioni extraeuropee, andiamo attraverso la rete SNAM, no? Quella ex SNAM una volta, abbiamo la rete di trasporto nazionale che la porta nelle regioni, e c'è un distributore e i venditori. Vedete che questi 3 passaggi non si possono come dire, ridurre, non li possiamo accorpare, perché chiaramente sono dei passaggi indispensabili. Cioè, se tu vuoi il gas metano, deve arrivare, quando arriva alla GE, deve passare attraverso uno stoccaggio, un centro di stoccaggio che può essere il rigassificatore, poi dopo dallo stoccaggio deve essere trasportato nelle varie realtà regionali, provinciali e di zona, e da lì con un distributore di zona viene portato, viene venduto, diciamo, dai vari venditori. Il venditore di per sé in questo momento, no, sarebbe, diciamo, l'anello più debole
di tutti questi, perché gli altri sono anelli che non si possono spezzare. Il venditore invece è aggredibile dal consumatore, perché? Perché deve farti un'offerta. Il venditore mi offre e io dico sì, no. Esatto, allora fermiamoci qua all'aspetto del venditore, che è quello su cui magari si può lavorare, si potrebbe in qualche modo lavorare, diciamo. e che comunque ci deve essere. Andiamo in pubblicità, voi se avete delle curiosità, delle altre domande eccetera, ponetele con i vostri messaggi e ci vediamo tra poco.